Cari amici, cari telespettatori della Tenda TV, nella giornata mondiale dedicata al volontariato vogliamo parlarvi questa sera del progetto Il Teatro Vince, un progetto che coinvolge gli ospiti del piccolo rifugio di Vittorio Veneto e gli studenti del liceo Flaminio di Vittorio Veneto. Andremo a vedere tra qualche istante dapprima un documentario che vi racconta lo svolgimento delle varie fasi di questa iniziativa e poi andremo a vedere lo spettacolo teatrale realizzato proprio all'interno del piccolo rifugio. Gli anni scorsi il teatro al piccolo rifugio culminava con uno spettacolo al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto. Quest'anno, per ovvie ragioni, tutto questo non è possibile, ma abbiamo voluto comunque realizzare questa serata, questo evento televisivo, per farvi conoscere nel dettaglio questo progetto. Quindi io lascio spazio alle immagini. Seguiremo il documentario che contiene anche tante testimonianze di chi ha preso parte alle lezioni di teatro e poi lascio spazio alle avventure di Peter Pan raccontate dal regista Silvio Pasqualetto in compagnia degli ospiti del piccolo rifugio. Vi auguro una buona serata in nostra compagnia. Grande teatro al piccolo rifugio di Vittorio Veneto che dal 1957 è casa e famiglia per persone con disabilità. Il teatro che diverte, che fa stare bene insieme, che trasmette i valori, che educa i giovani e che rende protagoniste le nostre donne e i nostri uomini con disabilità. Succede grazie al progetto Il Teatro Vince, presentato dal Comune di Conegliano al bando Davanti le Quinte, e premiato dalla Regione del Veneto come terzo miglior progetto di tutta la regione. È un progetto creato dal piccolo rifugio di Vittorio Veneto e che ha come fidati partner il Comune di Vittorio Veneto, l'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte, la Tenda TV, Volontari Insieme e Centro di Servizio al Volontariato di Treviso, l'Associazione Lucia Schiavinato dei Volontari del Piccolo Rifugio e il Liceo Flaminio, oltre al già citato Comune di Conegliano. Gli studenti coinvolti hanno lavorato fianco a fianco su un piano di parità con le persone con disabilità per l'intero progetto. L'incontro con l'altrui fragilità ha permesso agli studenti di riflettere sulla propria e di scoprire la bellezza e le soddisfazioni dell'aiuto reciproco e della condivisione. Nel laboratorio, le persone con disabilità hanno visto valorizzate le proprie capacità teatrali e hanno vissuto un'esperienza di benessere psicofisico. La relazione con gli studenti è stata per loro un grande arricchimento. Tassello fondamentale e preludio de Il Teatro Vince è stata la stagione teatrale per famiglie Domenica mi porti a teatro, realizzata in autunno 2019. 4 spettacoli a cura di attori e allievi dell'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte nella sala polifunzionale del piccolo rifugio, a cui hanno assistito, insieme agli ospiti della struttura, centinaia di giovani spettatori quando ancora si poteva, costruendo così un'importante occasione di apertura al territorio e di inclusione. Spiriti libera, la furia sui nemici cadrà. Siamo una compagnia che è nata all'interno dell'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Siamo 6 ragazzi, ci occupiamo di portare in scena le opere di Shakespeare però adattate per i bambini. E è stato molto bello portarlo qui perché abbiamo sempre fatto pienone e non ci aspettavamo così tanto pubblico. E i bambini sono sempre stati meravigliosi, sono sempre stati un sacco attivi e partecipavano alle scene, è stato molto bello questo. Come sono andati gli spettacoli che hai visto fino ad ora? Bene. Ti sono piaciuti? Molto. La cosa più bella di questi spettacoli? Che facevano molto ridere e hanno fatto capire molte robe. Consiglieresti anche ai tuoi amici di venire qui a teatro? Sì, perché no? Perché sono simpatici, poi ci parlano, gli consiglio, ecco. Perché fanno ridere e puoi stare con gli amici.
Sono domeniche che sicuramente i ragazzi apprezzano moltissimo perché è un momento di felicità e di gioia per loro e soprattutto perché riescono a condividere con le persone all'esterno della casa questa gioia, e noi dobbiamo solo ringraziare i ragazzi che vengono qui dell'Accademia proprio per dare questa opportunità qua ai nostri ragazzi. Siamo stati molto contenti di vedere il pubblico partecipante, attivo, attento alle scene, e in fondo noi come attori abbiamo bisogno che il pubblico sia così attivo e partecipativo alle scene, altrimenti anche noi tendiamo a calare, e questo invece ci ha reso sempre più attivi, e anche quando magari potevano esserci delle piccole imprecisioni in realtà si sono trasformate in nuove opportunità di fare cose migliori. Una delle particolarità di questi pomeriggi a Teatro al Piccolo Rifugio è che gli spettatori che cosa ricevono anche? Noi siamo i 7 ragazzi, facciamo popcorn e biscotti per il teatro e hanno fatto, le prime volte che abbiamo fatto, hanno fatto tanto successo, speriamo che fanno successo anche oggi. Abbiamo constatato che comunque i nostri ragazzi riescono a partecipare anche i più bravi, perciò è una cosa molto importante, ma soprattutto abbiamo potuto vedere che anche gli stessi vittoriesi o comunque i ragazzi escono e vengono a conoscere questa realtà che è molto bella. Vi augurate che questo tipo di progetti possa andare avanti anche in futuro? Sì, assolutamente, soprattutto vedendo quanto è piaciuto al pubblico, speriamo che questo tipo di progetto possa continuare, magari portando altri spettacoli, in modo da avere nuove cose da far vedere. Veniamo ora al laboratorio di teatro, con le lezioni tenute dal regista Silvio Pasqualetto in collaborazione con Federica Girardello. Il Teatro Vince al Piccolo Rifugio è una fantastica esperienza che unisce 3 mondi diversi. Unisce il mondo teatrale, più in senso stretto, quello dell'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte, unisce gli ospiti e gli amici del Piccolo Rifugio e unisce gli studenti in questa fascia così creativa e bellissima della loro evoluzione come persone. Queste 3 categorie di persone si incontrano in questo magnifico e magico luogo e danno vita a un'esperienza di arricchimento creativo ma anche personale davvero unica. Il teatro è comunicazione, il teatro è condivisione e immedesimarsi in qualcun altro. Quindi a maggior ragione penso che delle persone che magari vivono in un contesto protetto possano trarre giovamento dal immedesimarsi in qualcun altro all'esterno. Il nome Il Teatro Vince è un omaggio all'amore vince, la convinzione che orientò l'intera vita della fondatrice del Piccolo Rifugio, la serva di Dio Lucia Schiavinato. Il Teatro Vince porta avanti e arricchisce la bellissima esperienza teatrale al Piccolo Rifugio realizzata da 8 anni grazie al laboratorio Scuola Volontariato del CSV di Treviso. Il laboratorio teatrale ha una lunga tradizione e credo che nel corso di questi anni siano centinaia gli studenti che hanno potuto partecipare e vivere questa esperienza di relazione, di condivisione, di scambio. È un'esperienza molto appassionante perché il teatro ti permette di mettere in scena quello che sai fare, quello che puoi fare, quelli che sono i tuoi talenti, indipendentemente dalla tua condizione. Nel teatro ognuno è libero di esprimersi per com'è, per quello che è e per quello che sa e può fare. E questa del laboratorio teatrale condiviso è veramente un'esperienza molto significativa e molto importante e che permette di conoscere delle realtà diverse andando un po' al di là degli stereotipi. Inizialmente è stato un po' difficile, non lo nego, perché è una realtà un po' complicata e per uno studente delle superiori non è così facile da affrontare, però pian pianino insieme ai nostri registi anche siamo riusciti ad instaurare comunque un buon rapporto di amicizia. L'istituto che fin da subito è stato partner imprescindibile di questo progetto è il Liceo Flaminio di Vittorio Veneto. La collaborazione con questa scuola è resa possibile grazie all'impegno, alla dedizione appassionata di 2 insegnanti, il professor Angelo Santin e la professoressa Alessandra Farolfi, senza i quali questo laboratorio non avrebbe potuto esistere. Durante questi incontri, una volta alla settimana,
svolgevamo diversi esercizi di recitazione e collaboravamo tutti insieme alla costruzione di uno spettacolo che poi doveva essere messo in scena alla fine di tutto quanto il progetto. Il teatro è stato solamente il mezzo per creare un meraviglioso clima di fiducia, di collaborazione, di rispetto reciproco e soprattutto amicizia tra donne e uomini con disabilità e noi ragazzi. Quest'anno abbiamo scelto di lavorare con Peter Pan di Barry, appunto. C'è stata particolarmente congeniale proprio per le tematiche che sono trattate in Peter Pan, in particolare la tematica fondamentale della crescita, che non è soltanto una crescita anagrafica, ma è una crescita a livello di arricchimento personale di ognuno di noi, degli studenti, degli ospiti del piccolo rifugio, ma anche nostra, di operatori teatrali. Un arricchimento che avviene solo se obbligati, diciamo, al contatto con la diversità, che diventa una risorsa preziosa anziché un limite. Il Teatro Vince ha dovuto però sfidare la pandemia che è arrivata nel bel mezzo del progetto. Quindi niente prove di spettacolo con gli studenti del Flaminio per molti mesi. Anche di fronte a questo imponente ostacolo, però, il progetto non si è arreso. Dall'estate in poi ci si è anche inventati l'inedito formato delle prove di teatro in videoconferenza con le studentesse volontarie presenti a distanza. Non ci siamo persi d'animo, anzi ci siamo rimboccati tutti quanti le maniche e siamo riusciti a terminare la lettura della storia grazie a degli incontri su Meet, nei quali siamo anche intervenuti con dei gesti, comunque con dei movimenti, per portare avanti anche la dinamicità del progetto. Quest'anno è stato un valore aggiunto perché l'abbiamo dovuto vivere in un momento particolare, difficile per noi come operatori, per gli ospiti, per chi ci ha aiutato a continuare a farlo, perché abbiamo dovuto inventarci un lavoro decisamente diverso. C'è stato Silvio che ha seguito una parte più pratica, più teatrale, io invece ho seguito più una parte educativa. È stato fatto un lavoro di conoscenza di quello che è stato scelto come testo teatrale. Gli ospiti quest'anno si sono sentiti maggiormente importanti perché hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova con la tecnologia, quindi hanno iniziato a utilizzare i collegamenti a distanza e la cosa più importante, hanno dovuto lavorare di più nei pomeriggi e quindi abbiamo dovuto fare anche dei gruppi di lavoro pomeridiani per ripetere e per fare i compiti per casa di quanto veniva assegnato da Silvio. È stato molto bello perché si è formata la classe pomeridiana del lavoro teatrale in cui si ripetevano le letture fatte da Silvio e c'era Patrizia che diventava l'insegnante di aiuto a Silvio nella fase pomeridiana. Io facevo un po' solo da supervisore per l'aiuto nel testo. Le ragazze sono rimaste molto contente perché io di settimana in settimana ho letto un capitolo alla volta tutto il libro. È importante dire che molte volte gli studenti si trovano davanti a qualche piccola difficoltà, a qualche piccola rigidità, a qualche limite di comunicazione con delle persone con cui non sono quotidianamente abituate a approcciarsi, ma è proprio questo il senso più profondo e più prezioso di questo progetto: riuscire assieme, attraverso la metafora teatrale, a superare queste piccole difficoltà di comunicazione, di approccio, anche delle piccole divergenze, perché no, e arrivare tutti assieme a un concreto risultato che quest'anno sarà così particolare. Non sarà uno spettacolo su un palcoscenico, ma sarà riuscire comunque a tirar fuori una conclusione di un viaggio teatrale attraverso altri mezzi, altre strategie laterali. Al termine delle lezioni si è infatti optato per la realizzazione di un video intitolato Sulle ali della solidarietà, distanti ma uniti, voliamo con Peter Pan. A riconoscere la qualità dell'esperienza del Teatro Vince è stata UNEBA, la più importante associazione di categoria del settore sociosanitario, che l'ha selezionata come buona pratica di volontariato. E per questo ha invitato il regista ad intervenire durante il convegno nazionale Custodi della Fragilità nell'ottobre 2020 a Padova.
L'entusiasmo per la riuscita del progetto, nonostante le 1000 difficoltà, traspare dalle testimonianze dei ragazzi raccolte in questi mesi. Gli ospiti del piccolo rifugio, scrive Elettra, si sono dimostrati sin da subito molto aperti nei nostri confronti e volenterosi nell'affrontare il progetto teatrale. Stava a noi studenti aprirci con loro allo stesso modo, capire le loro necessità e rispettare i loro limiti. L'aiuto reciproco è comunque venuto spontaneo, come anche l'ascolto di tutte le belle idee che gli ospiti avevano da proporci. Questa esperienza ha portato con sé grandi momenti di soddisfazione, ma anche diverse difficoltà. Il tutto però rientra in un percorso di crescita personale che rifarei esattamente allo stesso modo. Devo dire che è un'esperienza che porterò sicuramente sempre con me e che mi ha dato tanto, veramente tanto. Anche solo il fatto di poter stare un'ora alla settimana con gli ospiti del piccolo rifugio mi faceva tornare a casa molto più leggera e sempre con il sorriso. Nello scegliere di aderire a questo progetto unico e speciale, dice Matteo, sono stato mosso essenzialmente dal desiderio di dedicare parte del mio tempo all'impegno sociale e alla volontà di mettermi in gioco, cercando di superare io stesso le mie fragilità per mezzo del gioco teatrale. E devo dire di aver trovato molto di più. Se inizialmente il mio atteggiamento era più improntato alla compassione, nel corso dell'esperienza esso si è evoluto in solidarietà. Lavorare e collaborare con persone con disabilità in un contesto informale, giocoso, amichevole, mi ha fatto rendere conto di come, in fin dei conti, le fragilità mettano tutti noi su uno stesso piano. Il volontariato è sicuramente un'esperienza che consiglio a tutti di fare almeno una volta nella vita. È un motivo di scambio in due direzioni. Tu doni tante alle altre persone, ma al contempo le altre persone ti donano tanto. Mi ha permesso di coltivare due dei valori che secondo me dovrebbero accompagnare ciascuno di noi nel suo vivere con gli altri e nella nostra vita, che sono l'empatia e la solidarietà. E in conclusione questa è un'esperienza che mi ha fatto crescere molto dal punto di vista interiore e che sicuramente mi porterò sempre con me. Mi hanno aiutato tanto in realtà proprio gli ospiti del piccolo rifugio a scoprire anche lati di me stessa, emozioni che non pensavo di provare e che mi hanno colpita positivamente. Ed è un progetto a cui adesso come adesso non saprei dire di no, perché non riuscirei a farne a meno. Tutti i bambini crescono, meno uno. Fanno presto a saperlo e Wendy lo seppe così. Un giorno, quando aveva appena 2 anni e stava giocando in giardino, colse un fiore. Com'è che coglie il fiore, Wendy? Colse un fiore. Che fiore hai raccolto, Maria Antonietta? Margherita. Margherita. Patrizia? Una rosa. Sandra? Un tulipano, bellissimo, bellissimo. Oh, grazie del fiore, Monia, molto bene. Colse un fiore in giardino e lo portò di corsa alla mamma. Doveva essere molto graziosa in quel momento, perché la signora Darling appoggiò le mani al cuore ed esclamò: «Ah, perché non puoi restare così per sempre?
Tra loro non ci furono aggiunte sull'argomento, ma da quel momento Wendy seppe che sarebbe cresciuta. È una cosa che i bambini imparano a 2 anni. I 2 anni sono l'inizio della fine. Wendy, Wendy, vieni via con me a raccontare le fiabe agli altri bimbi sperduti sull'isola che non c'è, esclamò Peter dalla finestra, dal davanzale della finestra di Wendy. Certo, Wendy ne fu molto lusingata, ma disse: oh no, non posso lasciare la mamma. E poi io non so volare. Ma ti insegnerò io, Wendy! Oh, che bello sarebbe poter volare! Ti insegnerò a saltare in groppa al vento e a volare via! Oh, esclamò Wendy in estasi, era contentissima. Wendy, Wendy, invece di dormire nel tuo stupido letto, potresti volare con me e scherzare con le stelle. Davvero? E poi, Wendy, ci sono le sirene. Le sirene con la coda, e che coda lunga hanno! Che bello, esclamò Wendy, poter vedere una sirena. Wendy, ho un'idea, disse Peter. La sera potresti rimboccarci le coperte. Come? Rimboccarci le coperte, molto bene. Nessuno ci ha mai rimboccato le coperte sull'isola che non c'è. E poi potresti rammendare i nostri vestiti e farci delle tasche. Chi è che sa cucire qua? Come si fa? Tu Manuela, sei... Solo i numeri. Allora come si fa a rammendare bene le tasche di Peter Pan e dei bimbi sperduti? Bruno, com'è che si rammendano? Col ago e filo. Molto, molto bene. Una volta mettete i bottoni sui grembiuli dell'asilo. Ottimo. Il mio fiore. Che fiore era? Geranio. Geranio, molto, molto bello. Come poteva resistere Wendy a quel punto? Certo, è una proposta affascinante, esclamò. Peter, potresti insegnare a volare anche a Gianni e a Michele? Se vuoi, fu l'indifferente risposta. Allora Wendy corse verso Gianni e Michele e li scosse. Svegliatevi, svegliatevi! Svegliamo Gianni e Michele, dai! Sveglia, sveglia! Sveglia, sveglia! Marta! Sveglia, sveglia, sveglia Gianni e Michele, sveglia! Sveglia, sveglia Claudia, Bruno, sveglia Gianni e Michele, vai! Ah, molto bene. È venuto Peter Pan e ci insegnerà a volare, gridò Wendy. Gianni si stropicciò gli occhi, sapete come quando abbiamo sonno? Fammi vedere un bello sbadiglio. Se è per questo mi alzo subito. Esatto, sbadigliando, vero Cristina? Michele si era già alzato, pronto a scattare come un coltello a 6 lame. Dimmi un po', Peter, ma sai proprio volare? Chiese Gianni, un po' scettico. Invece di perdere tempo a rispondere, Peter si mise a volare per la camera, sfiorando la mensola del caminetto. Fantastico! Gridarono Gianni e Michele. Come? Fantastico! Come sei bravo! Esclamò Wendy. Sì, sono bravo, sono bravissimo, disse Peter, dimenticandosi ancora una volta le buone regole della modestia. Sembrava una cosa facilissima e i ragazzi si provarono a spiccare il volo, prima dal pavimento, poi dal letto, ma continuavano a cadere. Com'è? Prova a spiccare il volo. Siamo caduti. Di un po'. Ma come fai? Chiese Gianni, che era un ragazzino molto pratico, fregandosi un ginocchio. Che male al ginocchio. Prova a pensare. Che male. Basta pensare a cose straordinarie e meravigliose, spiegò Peter. E loro vi sollevano in aria! Per fortuna, a una mano di Peter era rimasta attaccata una piccola quantità di polvere fatata. E quando si decise a soffiarla su di loro, i risultati furono sorprendenti. Che meraviglia! Michele, fantastico! Guardatemi!
non avevano ancora... Bravo Bruno, vai, vola Bruno! Com'è? Guarda che piroette, che evoluzioni incredibili! Non avevano ancora l'eleganza di Peter, è vero? E non potevano fare a meno di scalciare un po'. Come? Scalciare un po'? Energia là, scalciamo con bella energia, eh? Ma le loro teste urtavano il soffitto. E quella era la cosa più divertente di tutte. Volarono in su, in giù e intorno alla stanza e Wendy disse che era una cosa celestiale. Sentite, propose Gianni, perché non andiamo un po' fuori? Era proprio questa l'intenzione di Peter. Michele era pronto. Voleva sapere quanto tempo avrebbe impiegato a fare 1 miliardo di chilometri. Ma Wendy esitava, esatto, faceva un po'... perché Wendy faceva un po' da mamma, era quella più responsabile, no? L'abbiamo già visto, Allora Peter ripeté, Wendy, sull'isola che non c'è ci sono le sirene, ci sono i pirati, Gianni. I pirati, esclamò Gianni afferrando il cappello delle feste. Partiamo subito! Andiamo, ragazzi miei! Gridò Peter Pan imperiosamente e spiccò il volo nella notte, seguito da Gianni, Michele e Wendy. Esatto. Il signore e la signora Darling irruppero nella camera, ma era troppo tardi. Gli uccellini erano volati via! Molto bene. E allora, signori e signore, gentile pubblico, tra le 1000 avventure con pirati, indiani, bimbi sperduti, belve feroci, fate... Com'è che fanno? Facce più brutte, brutti ceffi. Lara, com'è un pirata? Gli indiani invece come fanno? Le fate, le fatine invece? Svolazzano leggere. Marta, com'è la fata? Marta, svolazza, molto bene. E i bimbi sperduti invece come fanno? Secondo me sono un po' così. Sono un po'... non sanno bene cosa fare, i bimbi sperduti, sono un po' ding dong, che ne so. E chi ci siamo dimenticati? Ah, le belve feroci, le bestie, come fanno? Guarda che faccia, il paura. Di più! La tigre! Il leone! Il giaguaro! Molto bene. Ecco, tra tutti questi abitanti che dimorano nell'isola che non c'è, scegliamo di raccontarvi proprio l'avventura della laguna delle sirene. Molto bene, Patrizia. Se chiudete gli occhi e siete fortunati, vi può capitare di vedere una chiazza informe, delicatamente colorata di un pallido azzurro, sospesa nell'oscurità. Se poi stringete di più le palpebre, esatto, la chiazza comincia a prendere forma e i suoi colori diventano così intensi che dopo un'altra strizzatina li vedrete diventare di fuoco. Ma un attimo prima che diventino di fuoco apparirà la laguna. È il mezzo migliore per farsi un'idea della laguna questa. È un attimo divino, ma è un attimo solo. Se l'attimo si potesse ripetere, potreste vedere la schiuma delle onde e udire il canto delle sirene. I ragazzi, i bimbi sperduti, passavano spesso nella laguna le lunghe giornate estive. Caldo, in estate, affa, caldo, umidità, Bruno, caldo, sole cocente. Mamma mia, hai portato l'ombrellino per farti ombra. Bravo, esatto. Le lunghe giornate estive, nuotando, stile libero, dorso, cosa c'è? Rana, oh, faccio solo io qua,
Delfino, delfino voglio vedervi qua, Com'è delfino? Tuffandosi e giocando a nascondersi con le sirene. Dopo il pasto di mezzogiorno i ragazzi avevano preso l'abitudine di sdraiarsi per una mezz'ora sulla roccia del teschio. Wendy insisteva per questa siesta, anche se il pasto era stato solo immaginario. Oh, se l'è preso proprio a cuore questo ruolo di mamma Wendy, si prende proprio cura in maniera zelante dei suoi bimbi sperduti. Si sdraiavano sullo scoglio e i loro corpi biancheggiavano al sole. Quel giorno erano tutti riuniti sulla roccia del teschio. Stavano tutti sonnecchiando. Nessuno che russa qua, russare! O almeno fingevano, e ogni tanto, quando... Sveglia, sveglia! Marta, sveglia! Quando credevano che Wendy non li guardasse, si davano pizzicotti, 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 pizzicotti. Sono dei birbanti questi bimbi sperduti. Wendy invece era intenta a cucire con ago e filo. Mentre cuciva, la laguna cambiò aspetto. Il mare fu percorso da un brivido. Il sole sparì e ombre sinistre si allungarono sulle acque divenute improvvisamente gelide. Gelide! Freddo, 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 freddo! Gelido! Lara! Freddo, 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 freddo! Bruno, freddo! Claudio, che freddo, freddo! Wendy non riusciva più a infilare l'ago e quando alzò la testa, la laguna, che fino a quel momento era stata così ridente, le apparve cupa e minacciosa. Sapeva che era ancora giorno, ma sentì che sulla laguna incombeva qualcosa di oscuro come la notte, qualcosa che aveva fatto rabbrividire il mare. Ma cos'era? Cos'era? Boh, cos'era? Le si affollarono alla mente tutte le storie udite sulla roccia del teschio, così chiamata perché i capitani dei pirati più feroci, e voi ne conoscete bene uno, chi è? Capitano Capitano Uncino, per punizione ci abbandonavano a morire i marinai. Al salire della marea, lo scoglio restava sommerso e i poveretti affogavano. Certo, Wendy avrebbe dovuto svegliare subito i ragazzi minacciati da un pericolo sconosciuto, ma non li svegliò nemmeno quando, col cuore in gola, sentì un lieve rumore di remi che si avvicinavano. Decisi di rimanere coraggiosamente a sorvegliarli finché non avessero terminato la loro siesta. Fu una fortuna che tra di loro ci fosse qualcuno capace di fiutare il pericolo anche dormendo. Chi è che è, secondo voi? Che fiuta il pericolo anche quando dorme? Peter Pan balzò in piedi, vigile come un cane da guardia, e con un grido d'allarme svegliò tutti gli altri. Peter Pan come fa quando balza in piedi? E poi qual è il suo grido? Poi rimase immobile con una mano all'orecchio, mano all'orecchio, mano all'orecchio. Ascoltiamo cosa succede. Molto bene. Pirati! Pirati, pirati! Gridò. Gli altri si strinsero intorno a lui. Uno strano sorriso aleggiava sulle sue labbra. Wendy se ne accorse e rabbrividì. Quando sorrideva così, nessuno osava rivolgergli la parola. Bisognava tenersi pronti e obbedire ai suoi ordini. E il suo ordine arrivò secco e deciso. Tuffatevi! Splash! Benissimo. Ci fu un rapido biancheggiare di gambe nude e subito la laguna parve deserta. La roccia del teschio emergeva solitaria in mezzo alle onde minacciose, come se anch'essa fosse stata abbandonata. La barca si avvicinava. Era una scialuppa dei pirati che aveva a bordo 3 persone. Spugna, conoscete voi Spugna? Pugno, un altro pirata, e una prigioniera, Giglio Tigrato.
E quindi questi tre pirati stanno remando. Ok, grazie Virgilio Tigrato, molto bene. Stanno remando, ma piano, per non farsi sentire dagli altri. Remate, ma piano. Monia, remate, ma piano. Shh, Lara, remiamo, ma piano. Bravo Bruno, piano, piano, piano. Molto bene. Nell'oscurità che accompagnava il loro procedere, i due pirati si accorsero dello scoglio solo quando ci sbatterono contro. Quindi stanno remando piano, piano, piano. Quando vi dico bam, vuol dire che sbattete. 1, 2, 3, bam! Sottovento, imbecille! Gridò una voce con un accento irlandese, quella di Spugna. Ecco lo scoglio. Non ci resta che legarci sopra la ragazza e lasciarcela ad affogare con l'alta marea. Pochi istanti ancora e la bella fanciulla sarebbe stata brutalmente issata sullo scoglio. Era troppo orgogliosa però per opporre agli uomini una vana resistenza. Vicinissime allo scoglio, ma difficili a scorgersi, due teste apparivano e sparivano. Apparivano e sparivano. Esatto, erano quelle di Peter e di Wendy. Wendy piangeva, poverina. Perché quella era la prima tragedia, poverina, a cui assisteva, già. Peter ne aveva viste molte invece, ma le aveva tutte dimenticate. Virgilio Tigrato provava molto meno compassione di Wendy, ma lo irritava che si fossero messi in due contro una, e si propose di salvarla. Il mezzo più facile sarebbe stato quello di aspettare che i pirati fossero andati via. Ma Peter non è tipo di scegliere la soluzione. Di essere capitano C. Grande! Perché Peter non era tipo di scegliere la soluzione più semplice. Tra le infinite cose che era capace di fare, Peter scelse di imitare la voce di Capitano Ciano. Esatto. Olà, gaglioffi! Gridò. L'imitazione era perfetta. Il capitano! Esclamarono i pirati sorpresi, guardandosi in viso. Forse ci segue a nuoto, disse Pugno dopo che lo ebbero cercato invano. Capitano, adesso la leghiamo allo scoglio, gridò Spugna. Liberatela! Fu la sorprendente risposta. Liberarla? Sono un po' perplessi sti pirati. Cioè, liberarla? Ma no. Sì, tagliate le corde e lasciatela andare. Ma capitano, subito! Avete capito? Urlò Peter che stava sghignazzando e divertendosi. O vi farò assaggiare il mio uncino! L'uncino! Mi sembra strano, borbottò Spugna. Sarà meglio eseguire gli ordini del capitano, disse Pugno nervosamente. Sì, signor capitano, signor sì. Bruno, signor sì, signor capitano. Si decise a dire a Spugna e tagliò le corde che legavano Giglio Tigrato. Subito la fanciulla scivolò nell'acqua passando come un'anguilla tra le gambe di Pugno. Ehi, dalla barca! Aveva gridato una voce proveniente dal basso. Peter, che era stato sul punto di tonare il canto del gallo, ma questa volta non riesce a farlo perché strinse le labbra in un fischio di sorpresa. Ehi, dalla barca! Ripeté la voce. Anche il vero capitano Uncino era là. È arrivato anche quello vero? Vediamo cosa succede adesso. Dov'è l'indiana? Chiese bruscamente. Certe volte al capitano Uncino piaceva scherzare, un simpaticone. E Spugna, credendo ad uno scherzo, rispose con aria compiaciuta. Ah, tutto a posto, capitano. L'abbiamo lasciata andare. L'avete lasciata andare? Gridò Uncino. Ma l'avete ordinato voi, balbettò il nostro uomo. Ci avete gridato da lontano di lasciarla andare, confermò Pugno. Tuoni e fulmini, ruggì Uncino. Che imbroglio è questo? Il suo volto era livido di rabbia, arrabbiatissimo. Fatemi vedere una faccia arrabbiatissima. Di più! Arrabbiati. Arrabbiati, molto bene.
ma capì che i due erano in buona fede e si sentì afferrare dalla paura. Paura, 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 emozione, paura adesso. Lara, paura, paura, bloccati, paura. Ma ragazzi, disse con voce incerta, non sono stato io a darvi questo ordine. È strano, disse Spugna, e tutti e tre rimasero turbati. Poi Uncino parlò e c'era un tremito nella sua voce. Spirito che stasera vaghi per questa tenebrosa laguna, gridò. Mi senti? Naturalmente Peter avrebbe potuto tacere, ma secondo il suo solito non tacque. Rispose anzi con la stessa voce di Uncino. Tuoni, fulmini e tempeste, ti sento benissimo. In quel momento supremo Uncino ebbe la forza di restare impassibile, così, impassibile, e non impallidì. Ma Spugna e Pugno, terrorizzati, si strinsero l'un l'altro, tutti stretti l'un l'altro. Oddio, arriva l'altro, tutti stretti l'un l'altro. Chi sei, straniero? Parla, disse Uncino. Sono il famoso capitano Uncino, capitano della Jolly Roger, dichiarò la voce di Peter Pan. Non è vero, gridò Uncino con voce roca. Fulmini e saette, replicò la voce, dillo ancora una volta e ti ficcherò il mio Uncino nelle carni. Uncino provò a usare modi più concilianti. Se tu sei Uncino, disse quasi umilmente, dimmi allora chi sono io. Un baccalà! Rispose la voce, soltanto un baccalà. Un baccalà? Fece eco Uncino sconcertato e solo allora, vedendo i suoi uomini allontanarsi da lui, il suo orgoglio cominciò a vacillare. Siamo stati comandati finora da un baccalà? Borbottarono. Ma che umiliazione! Nella sua tenebrosa personalità, il capitano Uncino, come in quella di tutti i pirati, c'era qualcosa di femmineo che gli suggeriva spesso delle geniali intuizioni. Provò dunque col gioco degli indovinelli. Uncino, chiese, hai anche un'altra voce per caso? Si sa che Peter non era capace di resistere alla proposta di un gioco e rispose allegramente con la sua voce naturale. Ma certo! Ma certo! E un altro nome? Sì! Di che genere? Vegetale? Chiese Uncino. No! Minerale? No! Animale? Sì! Di uomo? No! Questa risposta ebbe un accento di scherno, di disprezzo. Di ragazzo? Sì! Di ragazzo normale? No! Di ragazzo meraviglioso? Sì! Stavolta e Wendy provò una stretta al cuore e la risposta fu proprio... Sì! Sì! Ebbene, volete sapere chi sono? Sono Peter Pan! Pan! In un lampo Uncino ritrovò se stesso e Spugna e Pugno ritornarono a essere i suoi cani fedeli. È nostro! Ruggì Uncino. Prendetelo! Vivo o morto! La battaglia fu breve e accanita, con clangore delle armi e colpi a non posso, come fanno le spade che si incrociano. Sting, sting, sting. E il suono delle spade. Ting, ting. Ah! Colpito, ammazzato un pirata. Esatto. Ma pochi istanti dopo gli altri ragazzi videro Uncino che disperatamente si dirigeva a nuoto verso la nave. Non c'era più esultanza adesso sulla sua faccia sinistra, ma solo livido terrore. Perché il coccodrillo lo stava inseguendo accanitamente facendo... Ora vai, Uncino! Hai perso, vecchio merluzzo! È l'ora di andare dal tuo vecchio nemico, il coccodrillo, che ti mangerà vivo! Urlò eccitato Peter. La battaglia era vinta! E Uncino finalmente sconfitto.
Peter, ho fatto scappare un pirata, disse orgoglioso Michele. Io addirittura 3, replicò Gianni. Complimenti ragazzi, il vostro capitano è fiero di voi. Ora dovete andare e preparatevi perché si torna a casa. Davvero ci porterai a casa? Chiese ansiosa Wendy. Tutti ai vostri posti! La nave punta la prua verso la terraferma. Si va a Londra! Vai, volate verso Londra! Shh, atterriamo nel davanzale. Ecco la mamma, disse Wendy vedendo la signora Darling addormentata con un'espressione tristissima sulla poltrona vicino alla finestra aperta. Svegliamola, disse entusiasta Gianni. No, facciamole una sorpresa, lasciamo che si svegli da sola e ci trovi nei nostri letti, propose sottovoce Wendy. Wendy, Michele, Gianni, li vedo nei loro letti così spesso nei miei sogni che li vedo anche quando mi sveglio. Oh, piccoli miei, non vi vedrò mai più, esclamò disperata la signora Darling. Mamma! Vai! Gridarono felici i ragazzi. Ragazzi, siete tornati! George! Impazzì di felicità la signora Darling, abbracciando i suoi figli con euforia. Ah, sì! Oh, finalmente! Ah, credo stia aprendo la porta ai bimbi sperduti, disse Gianni. A chi tesoro? Rispose la signora Darling. Ai bimbi sperduti, sono dei bambini che non hanno la mamma e sono tornati con noi e noi gli abbiamo promesso che tu e papà li avresti adottati, riprese Michele, esatto. Adottati? Tutti tesoro? E quanti sono? Esclamò preoccupata la signora Darling, era un po' preoccupatina, Vieni mamma che andiamo a contarli, disse pacifico Michele. Peter, lascia che la mamma adotti anche te, sussurrò Wendy a Peter che era rimasto un po' in disparte. Mi manderà a scuola? Sì. E poi in ufficio? Penso di sì. Presto diventerò un uomo? Molto presto. Allora no, non voglio. Io voglio restare per sempre un bambino e divertirmi. Nessuno di voi riuscirà mai ad acciuffarmi. Ma magari ti potresti divertire anche da adulto. Dove vivrai adesso, Peter? Ti sentirai piuttosto solo alla sera, ora non c'è più neppure Capitano Uncino, disse Wendy tentando di farlo riflettere. Ah, ma ci sarà Campanellino, rispose serafico Peter. Allora Wendy, rassegnata, disse, chiederò a mamma di farmi venire da te una settimana all'anno per le pulizie di primavera. Buonanotte, Peter. Buonanotte, Wendy. Peter, non ti dimenticherai di me, vero? Prima che venga il tempo delle pulizie. Oh, guardate, è già volato via. Peter tornò l'anno successivo. Aveva troppe avventure da raccontare, storie nuove che avevano preso il posto di quelle dell'anno precedente. L'anno seguente, però, Peter non tornò. Io indossavo un vestito nuovo perché ormai ero troppo cresciuta per quello precedente. Peter però non venne, ma si presentò per le pulizie di primavera dell'anno successivo. Stranamente era come se non si rendesse conto di aver saltato un anno. Fu l'ultima volta che io vidi Peter Pan da bambina. Cercai di non crescere, ma non ho potuto farne a meno. Anche gli altri bambini crebbero, anche Gianni e Michele. Io ho avuto una figlia. Adorava sentir parlare di Peter e io le raccontavo tutto quello che riuscivo a ricordare. A volte mi chiedo se ho volato davvero, perché quando le persone crescono dimenticano come si vola, perché non sono più felici, innocenti e spensierate. Solo coloro che sono felici, innocenti e spensierati riescono a volare. L'ultima cosa che mi disse Peter Pan fu: continua ad aspettarmi, prima o poi sentirai il mio... Ma ahimè, mi ha dimenticata. Se solo potessi andare con lui, se solo Peter riuscisse a risolvere l'enigma del suo esistere, il suo grido sarebbe: vivere sarebbe una grandissima avventura.
ma non ci riesce. E così nessuno è più spensierato di lui. Immaginatelo sempre così, nell'isola che non c'è, mentre vola in mezzo alle fate, nuota con le sirene e combatte con i pirati. Il suo nome è Peter Pan. A proposito, il mio nome è Wendy Angela Moira Darling e posso dire che crescere è stata una grandissima avventura. Bravissimi, bravissimi voi! E così si conclude la nostra fantastica storia di Peter Pan. Fatevi un grande applauso! Vai, bravi!